Allora, Assessore, bene che questa mattina sia qua presente con gli amici pescatori di questa protesta, cosa ci può dire? Sì, ieri sera appunto mi hanno chiamato quelli del Cogevo, gli amici del Cogevo per l'incontro di oggi in Capitaneria di Porto, per la solita questione ormai da anni dei lavori di ripascimento che creano disagi al settore, e ho ritenuto doveroso essere presente qui questa mattina anche per collaborare, per cercare di portare l'apporto dell'amministrazione su una questione che, come dicevo, è da anni che se ne parla. Basterebbe, da quello che ho capito, collaborazione e programmazione, nel senso che ogni anno si sa che c'è il fenomeno dell'erosione, che quindi bisogna fare il ripascimento delle spiagge. Il settore non dice che è contrario a questo tipo di intervento, ma si tratta solo di poter collaborare, sapere nei tempi giusti quando questi interventi vengono fatti, in modo tale da mettere in sicurezza il proprio prodotto, spostarlo, fare tutto quello che serve e quindi limitare i danni il più possibile. Ecco, quindi oggi siamo qui, io sono fiducioso che ci possa essere una soluzione tranquilla per risolvere il problema, e vediamo se poi a livello regionale riusciamo a trovare una soluzione definitiva. Grazie Assessore, speriamo bene perché insomma questi poverini, oltre a fare una pesca gestita, oltre ad essere ritenti delle risorse, oltre a non avere a fare fermo biologico volontario senza essere retribuiti, esatto, fanno anche questo scherzo. Devono subire costantemente altre ingiustizie, e quindi mi auguro che una volta per tutte venga fatta chiarezza e giustizia per un settore che da sempre subisce passivamente certe decisioni. Semmai ci terrà aggiornati dopo nel proseguo di questo incontro di questa mattina. Grazie Assessore. Arrivederci.